Per prima cosa vi chiederei innanzitutto di spiegare come funziona la vendita del mais e del grano, cioè proprio quello che è nelle vostre disponibilità, perché secondo me non è chiarissimo, cioè voi una volta, quando è che riuscite a valorizzarlo di più, che cosa dovete avere in mano, quindi prima l'uno e poi l'altro. Per valorizzare di più questo mais, anche dall'anno scorso, l'altro anno, abbiamo provato con la filiera del mais bianco alimentare Zollei. Però il problema grosso nostro è un altro. Dobbiamo programmare, anche il mais tradizionale, dobbiamo programmare le vendite. Per programmare le vendite chiediamo ai soci, diteci quanto seminate. Non te lo dicono. Noi abbiamo sì e no la metà delle risposte dai soci, perché i soci pensano di essere più bravi della maiscoltori e aspettano, e se il prezzo va giù te lo portano, se il prezzo va su non lo portano. Però noi dovremmo sapere le quantità che dobbiamo raccogliere per capire, abbiamo spazio per raccogliere altro mais da lavorare per conto terzo, che i miei sili devono restare tutti pieni a fine anno. Se non ho la disponibilità delle superfici non ci riesco. Perché giustamente se lei sa prima quanto mais arriverà riesce a fare il contratto Mais, migliori. strumento, soia, tutto, non metà te lo dice, metà no. Ma dico, avere queste informazioni e quindi dialogare con i soci e con gli agricoltori, che vantaggio porterebbe agli agricoltori? Perché se io vado da un acquirente e lui ti dice io ho bisogno di 10.000 quintali al mese e io ne ho 100, quindi ne ho tutti i mesi, li posso dare, sul prezzo riesco a prendere di più, perché l'acquirente dopo non deve andare in cerca di altri quintali. Se invece ne ho 50 pronti, 50 magari i soci se lo vogliono vendere quando vogliono loro, l'acquirente mi dice no, io devo andare in cerca di altri 50, ti do qualcosa di meno. Ma questo andrebbe a vantaggio anche degli agricoltori, avere quantità? Sì, ma ok, sentiamo l'altra risposta. Questo vale anche per l'acquisto di prodotti. Se l'agricoltore dice no, tanti ettari di frumento, tanti di mais, dopo può cambiare, però se vai a trattare con le ditte, più la quantità è alta, più riesci a sfruttare. Questa è programmazione, no, non riesce a fare. È programmazione, ma anche lì loro, tanti soci vengono, ti chiedono il prezzo, poi vanno da un rivenditore, vanno da un altro, e alla fine noi non spuntiamo quello che dovevamo spuntare. Lì è il problema grosso, per noi è quello lì. Ma intanto buonasera a tutti. Più o meno è una cosa simile, ecco, però premetto, io sono un agricoltore da molto tempo, presidente della cooperativa da pochissimo, ecco, per cui il ragionamento mio è l'agricoltore fondamentalmente. Ecco. Io, la cooperativa in pratica cerca di fare contratti prima del raccolto, sia per il frumento, il grano duro, il tero, il mais, la soia, eccetera, cercando di, come dire, offrire al compratore una determinata quantità. Noi lavoriamo sul mercato di Bologna, abbiamo un prodotto interessante, grano duro, grano tero, soia e mais. I compratori sono i maggiori utilizzatori italiani in pratica, per cui c'era Doxtra, Nivolini, Amadori, eccetera, insomma, ecco. Io direi che in genere l'approccio anche dei nostri soci è simile a quello della cooperativa della maiscoltori, ecco. Tuttavia noi si cerca un attimino di avere una conoscenza sul territorio e sostanzialmente di
progettare prima quelle che sono le vendite, perché nella fattispecie è vero, più al compratore tu illustri un certo tipo di quantità, più il compratore può essere o meno interessato. Dopo l'altro discorso che secondo me va affrontato meglio è il discorso soprattutto per quello che riguarda il prodotto e la qualità del prodotto, che deve essere fatta in una certa maniera. Oggi come oggi c'è molto, per esempio sul grano duro, per esempio, oggi il mercato di Bologna c'è una differenza fondamentale tra il grano duro con proteine 14,5-15, grano specifico 80, che è il numero 1, ha proteine insufficienti, che è il buono mercantile, che è la qualità più bassa, c'è una differenza di 10-15 euro quintale, per cui oggi come oggi avere un prodotto importante, buono, è fondamentale. Sempre per entrambi, com'è possibile avere più qualità più omogenea, e vedete possibile allargare lo sguardo oltre le vostre realtà a una dimensione più territoriale, quindi diciamo organizzarsi non solo all'interno ma anche insieme, visto che siete forse i principali attori qui della zona, per andare compatti sul mercato? Ma secondo me, ecco, bisognerebbe che come prima la relazione è stata una relazione interessante, e soprattutto l'ultima slide parlava specialmente dell'industria italiana, dell'industria alimentare, che nel mondo ha un posizionamento importante. Oggi come oggi, diciamo, a livello Italia è la seconda manifattura, se vogliamo, e nel mondo, anche nei paesi emergenti, il patto di consumare prodotto italiano fa status in pratica. Ecco. Per cui noi dobbiamo cercare di fare accordi con questo tipo di industria, sia l'accordo chiamiamolo accordo di filiera o chiamiamolo in un'altra maniera. Noi dobbiamo cercare di interagire con l'industria alimentare, anche perché, come dire, abbiamo visto anche i dati sempre di cui dicevo tutto sera prima, socialmente nel mondo abbiamo la crescita della popolazione, cioè i consumatori nel mondo aumentano, mentre invece noi in Europa e anche in Italia diminuiscono, per cui noi dobbiamo cercare di produrre per il mercato e aiutare la nostra industria a produrre per questo mercato, perché è un'opportunità di un certo tipo. Ecco. Per cui adesso voi tutti siete della provincia di Rovigo, siete tecnici agricoltori, ecco, secondo me potrebbe essere importante, per esempio parlando soprattutto di grano tenero e grano duro, cercare di lavorare insieme con le cooperative, potrebbe essere fondamentale questo, anche perché in questa maniera qua possiamo proporre, come dire, all'utilizzatore finale un certo tipo di prodotto, eventualmente più omogeneo possibile, di una qualità il più alta possibile. È una certa quantità. Oggi come oggi, facendo il conto tra la mia cooperativa e la cooperativa di Ladoia, saremo intorno ai 500.000 quintali di grano tenero e grano duro insieme. Penso che allargando il tutto la provincia si possa arrivare ai fatidico 1 milione di quintali, che potrebbe essere in qualche cosa, opportunamente lavorato, fatto i lotti, eccetera, eccetera, potrebbe essere, diciamo, per noi fondamentale. Ecco. Quindi, riassumendo, filiera, organizzazione, a che condizioni per entrambi? Fra di voi, intendo. No, l'importante è, tornando indietro tanti anni fa, con Villadose abbiamo provato con altre cooperative di mettersi assieme per fare qualcosa assieme. Però c'è sempre la cooperativa che è più furba degli altri. Allora ti dicono una cosa e poi ce n'è un'altra. Allora ci siamo stancati. Se vogliamo valorizzare questo prodotto,
Dobbiamo essere sinceri tra i centri, tra le varie cooperative, ed essere convinti che l'unione fa la forza, ma essere sinceri. Invece lì, anche questo qua non penso sarà un problema. Una volta era diverso, perché io sono entrato lì in consiglio nel 87, quindi ne ho viste di cotte e di crude, però se c'è la volontà si può fare, e sicuramente il tuo prodotto avrà un valore diverso. Se ti presenti con, come diceva Camillo, con 500.000 quintali, è diverso che presentarsi con 100.000. Resta il fatto che la qualità deve essere omogenea, quindi gli agricoltori... No, deve essere omogenea, deve essere la migliore. Dopo, e quindi gli agricoltori dovrebbero collaborare su questo punto. Sì, tu devi seguire il tuo tecnico e tutto. Se dopo, come nella zona nostra, che l'anno scorso, con tutte queste benedette piogge, c'è stato il problema sul frumento, che aveva un peso specifico disastroso, fai il trattamento il primo giorno, se piove per 15 giorni fai fatica, se lo fai dopo 15 giorni di pioggia è già diverso. Noi abbiamo 3 centri, Villadose, Fratta e 12 Morelli. Il frumento migliore di tutti gli anni era 12 Morelli, poi veniva Fratta e poi Villadose. Sarà natura dei terreni, sarà non so cosa. L'anno scorso è stato tutto il contrario. Il migliore era quello nostro, il migliore. Va via lo stesso, però il migliore è quello nostro, poi veniva Fratta e poi veniva 12 Morelli, che anche a parte la grandine, brutto tempo, sono andati sotto acqua, però l'anno scorso è andata così. Tu ci puoi mettere la tua buona volontà, dopo come la volatilità del prezzo, anche la volatilità del tempo non dipende da noi.